Ciao a tutti Piadaroli, mi trovo in compagnia di nuovo del commendone veneziano che saluterà. Ciao ragazzi. Mamma mia, che ti sei fatto per un raffreddore? E siamo in compagnia di nuovo? No, sono Di Saburo 24. Ma cosa hai fatto? Sabladro. Sono il mostro di amnesia. Sì, cioè, manca solo il mostro di amnesia che gioca a Worms Armageddon, tu faccia un filotto. Allora, siamo Ragazzi, gara 2. gara 2. Spieghiamo le squadre che sono cambiate ovviamente, quindi non abbiamo più... Vai, esci adesso, non ho più dominatori sexy, ma io sono col no pussy, no girl, only PC. E la mia squadra è composta da Nerdolo, bimbo minchia obeso, camperone e zoccola umana. Bellini, Che squadra? sono un squadrone proprio di gente messa bene, se si perde mi do vergogna da solo. Sì, messa proprio bene, sì. Gente che fa dell'essere messi bene la prima arma di seduzione. Ecco. Invece Vabbè. i miei invece li ho dedicati un pochettino a Shogun, insomma, visto che comunque il mio canale è bello pieno di Shogun, allora non Quanto potevo, piccolo è il piada? è vero, non poteva mancare una squadra dedicata a Shogun e l'ho chiamata i Samurai Imperizoma, questo per dire quanto sono messo bene, insomma. Comunque, i partecipanti sono, primo come elogio al Comendino e a Sabladro, ho chiamato uno Kumenda-san e l'altro Saburo-san, che sarebbe comunque un I nominativo love you, Piad. ecco, di rispetto. Poi il vermino votato a sacrificio, Arachiri l'ho chiamato, che praticamente sarà quello che per le azioni suicide sarà il più gettonato. E poi quello invece che ha il compito di infatuare vermini avversari, che si chiama Geisha Zoccolina, che è quello che comunque deve... c'è sempre dietro comunque una strategia dietro ogni scelta del Piadarolo. Chiaro. Avrà il compito di sedurre il marchino, i vermini del marchino. Ciao. Ma io non posso perché dopo se no c'è qualcuno che è geloso, quindi non posso essere sedotto da nessuno. Allora è meglio lasciar perdere. Dai, andiamo. Andiamo, dai, io devo vincere ragazzi, non c'è storia. Come sapete io sono come gli europei impossibili ragazzi. Io devo assolutamente rimontare, quindi adesso non ho chance, devo vincere, perché se vado sul 2-0 è quasi finita. Dai raga, un solo grido, un solo allarme, Sabladro e Piadina in fiamme. Viva tutto, viva il mondo, ciao. E dopo questa posso anche smettere di giocare. No, scherzo. Andiamo. Allora, eccoci qua, la pista è molto Vai simile. ragazzi. Sì, è molto simile a quell'altra, quindi... Poi, Purtroppo sì. Io c'ho i Perché travestiti, hanno la voce da maschio, non... Bellissimo. È vero quella cosa. Vabbè, vediamo subito di... Fai vai. Che cazzo di lingua c'è? Fai bravo, Piada. Non Vado. posso perdere la gara 2, ragazzi. Non la si può perdere. Cast off. Ma guarda che mi fermare. Blimey. Aia. Vaffanculo. Manco male. Manco male, Fioi. Manco Use a male. Sei spyglass. andata a incastrare, non ti volevo beccare Napoli, fanculo. Vabbè, hai perso un punto, va bene, hai perso un punto, quindi bene o male. Allora, perso un punto. Vai, Sì, sì! vai con il samurai. Pioggia di fuoco. Pioggia di fuoco. Ma che vuoi? Ma hai messo anche te il Predator, ma guarda che è ladro di mascherine. Maledetto. Ecco, lo sapevo. Grazie. Vediamo adesso cosa fa. Dove vai col paracadute? Guardala che fa il figo. Sì, il figo, il coglion fa, altro che il figo. Il Comenda Sampa. Che è da solo contro due Predator. Tosta, Guarda. Mi vuoi muovere? Che vuoi combinare? Ecco. Ho sentito Comenda San. Ma si sente Ciro la musica? Stai ascoltando Ciro? Sì, il ladro, il ladro. Savvy. Allora, Piada. eccomi qua. Ma perché mi Arachiri, Arachiri, cazzo è? Arachiri, viva Arachiri. Ma guardate dove cazzo mi ha messo il vermino questo. Ragazzi, devo vincere gara 2, cioè non c'è storia, la devo vincere assolutamente, è l'unica chance, perché se perdo anche la seconda... siamo in casa del Piada qua, Shit, che bella casa, mi sembra di essere nel Mortal Kombat da Scorpion. No! Cioè... Yeah. Out. Ma vaffanculo, ho sbagliato pulsante, ma dai, ho Oh, una soltanto invece... la prima bella notizia, Under the Fiori, prima bella notizia.
Abbiamo la Dai, colonna piano, sonora dai. giapponese anche, visto? Senti, senti Ciro come si dà. Va. Vero che non sente, era tutto a palo. Pioggia di fuoco! Adesso devo tentare il miracolo, ragazzi. È rischioso, però, Ma Ciro non Ragazzi, ci sente. provo. Sì, senti, non... Madonna, cosa fa? Adesso si ride! Aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto. Grande! Bella questa. Grande Questa è una bella Marchino. mossa, ragazzi. Questa sì, ma fa culo in gara 2 ho fatto qualcosa di positivo. Ecco qua. Ahoy Buono, there! dai, devo recuperare, Fede, devo recuperare. Vediamo la vendetta. Io devo smettere di spingere sto cazzo di Aia. via. Aia, questa è pericolosa però, una zoccolona geisha, Come una zoccolone puoi- obeso. Oh, comincia con le sue... vedi il piano, fa tutto il sofisticato, il figo, delle giostre, no? Ma come si fa a lasciare le armi in volo? Non mi ricordo. Mi pare invio? Look lively, ye! Ah, Avast ye! che To the crow's bastardone. nest! Merda. Ye builds! Vai! Ah no! Che culo di merda! Che culo di merda! Hoist the mainsail! Ma No, guardalo. non morire, però non... Sì, manco male. Mi si era anche incastrato. Per un momento ho pensato di crepare. Adesso però Geisha mi sa che la salutiamo dal profondo del cuore. Pioggia di fuoco! Grazie, questo, gioco in Questo. difensiva. Ecco. Lui c'ha già i posti tattici malefici. Guarda che miglia. Is the Up for the death. decks! Is the lack for death. Is the low in the Yo ho ho! Che inglese, Yo ho ho cos'è? Beviamoci su. Un inglese Sai? polacco. È un inglese polacco. Qua se sei bravo lo puoi addirittura distruggere. Come faccio, scusa? Se becco la bombetta, sei un po' fortunato. Dai, ti ho lisciato la fronte, ma vaffanculo. Mamma mia, Fioi. Qualcuno mi vuole bene in questa seconda gara. Questo è un po' senso unico. Sto facendo una cazzata dietro l'altra. Perché sei piccolo. Affermativo! Allè, salutiamo Geisha Zoccolina. Non è detto, Ma insomma. non so come si tirare, non so se tirarti la bomba o... Ma io direi che puoi anche passare il turno, Marchino. Anzi. Beh, perfetto. L'ho meritato. Questo è veramente un colpo incredibile, L'ho messa proprio... L'ho messa proprio alla grande. Bella, bella. Però non è ancora detto, però devo vincere. Gara 1 è finita 2-1 per il Piada. Ricordiamolo. 2 vermi a 1. I 2 vermi messi bene anche del Piada, quindi è una bella vittoria. Ahoy there! Beh, prima c'è stato un bel match. Sono d'accordo. Savvy? È molto combattuto, diciamo che ho fatto quel tiro che me l'ha un po' fatta perdere con onore, capito? Quell'ultimo tiro là. Oh, ah! Ma dai, ma che sfiga però. Steel hole, that's blur! Questo è un colpo! Yeah. Qua il Piada ha fatto Fiddler's un erroraccio. Vabbè, non capisco quanto... Non capisco quanto... Cioè, quanto è il margine in cui si attivano le mine. Vabbè. Hai ragione, lo so, ma forse non tutte hanno la stessa cosa, forse, era quello che ho capito. Ci sei? Pioggia di fuoco! Che adesso qui rischi proprio di fare una figura Guardate particolare. questo! Però non è ancora morto il tuo come, guarda che coglionato, Io- ma c'è ancora 10, porca trota. Dai raga, però questa non me la posso non posso perderla questa, cioè non ha senso, cioè devo assolutamente fare il risultato qua, perché devo andare sull'1-1. Incredibilmente, sarebbe bello, ma il Piada lo in casa mia, io lo batto in casa sua, sarebbe bellissimo. Però qua il Piada se fa un numero può distruggermene 2 in un colpo, ragazzi, quindi non è ancora detto niente. Porca puttana. Vedi il Piada ha 1000 risorse poi. Ha 1000 risorse il Piada. Yo ho ho! Ha 1000 risorse il Piada. Swashbuckling! No, ma guarda Ho che due perso. stronzi. Uno 7 Sì. e l'altro 6, ma Mamma mia. vaffanculo. Mamma mia. Questo meritava però sto colpo, Sì.
Ci sei? Pioggia di fuoco! Cioè, adesso perché devo sprecare 2 turni per seccare tutte e due, se no, se non me le avvicini. Però così. Ale, adesso andiamo di filo qua, No! Sei impazzito? Aia, questo male, bruzza. Ma Ma sei fuori! ma Ai dai. ai ai! Questo bruzza, però. Questo è un carolino che ha bruciato un pochettino. Bellissime le tue barre. No, ma è inaccettabile. No, ma è inaccettabile però. Ma perché? Ah, non lo so. Basta. Adesso è quasi andata. Penso da essere in vantaggio. Però non è detto. Incredibile. 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 E io mi aggrappo con i denti. Incredibile. No, questa è pesantissima. Landlubber! Non ho parole. Ma ancora sei in vantaggio di brutto. Affermativo! Ovviamente è rimasto solamente il bimbo minchia peso che però è Swab the veloce. decks. Eh. Either way. Adesso è veramente dura. Aye aye, Captain. Dio, un colpo così, che sfortunato sono stato però, onestamente, perché perderne 2 in un colpo così è proprio una sfortuna incredibile. Sono un po' demoralizzato, ragazzi. Ouch! Ouch! Non ho fatto in tempo a scappare, vaffanculo. Sto Jesus odiando, Christ. sto odiando Meno le male mine. che il Piada mi dà una mano. Guarda, ho un odio contorto per le mine. Madonna mia, che 2 maroni, mi stanno veramente... Cioè, mi hanno massacrato più le mine che le cannonate. Ci sei? Adesso ragazzi, me ne frega niente. Io ho perso la prima gara, adesso tutta difensiva. Non esiste. Sozzo è proprio così di brutto. Beh, ho perso gara 1, non posso permettermi di perdere anche la 2. Either way. Se no la terza diventa decisiva. Ahoy there. Savvy? Going for more clock. Adesso vediamo il Piada che combina. Ecco, questo è un brutto molto pesante questo, anche il medic, proprio non me ne va una giusta però, non me ne va una giusta. Adesso prende anche l'altro ed è finita, cioè. Yo ho ho. Incredibile, tutte bene stanno andando adesso però, Incredibile. Lively ye. Beh, è stata bella questa, dai. Ti ho preso un mermino nascosto, poi sì. sei scappato pure. Sì, però diciamo che la fortuna non è proprio il mio. No, questo sì, Non è proprio la mia. è ricominciato ad andare in discesa da quando Ci sei? hai sbagliato no, ma va busso. Da quando hai sbagliato quella cosa, quel tiro, insomma. Devo difendermi qua. Swab Cosa the fare? decks. Either way. Allora, vediamo un pochino. Sì, stai lì. Savvy? Ma dai, ma mi sentiva da solo, pensavo che dovevo darci io. Ouch! Ma vaffanculo. Dai, 10, spero 10. No, ma guarda che culo c'è il medic. No, è clamoroso però. Vabbè, ma ci sono andato apposta lì. So, ma cazzo, meritavi di morire, cazzo, questo errore. Ci sei? Pioggia di fuoco! Niente, non posso fare altro. Swab the decks. Dio Cristo. Either way. Sto pensando, raga, cosa fare. Sono un po' indeciso più che altro, perché... Cioè, ovviamente avendo perso la prima partita non è che posso attaccare io, cioè... Allora, vediamo un Devo po'. lasciare a lui l'onore.
Devo sperare in un errore suo, è l'unica chance che ho. Pericoloso però. Adesso c'è una serie di idee per potertelo prendere col vermino. Affermativo! Vabbè, c'è subito corri ripari, guarda, guarda. Beh sì. Mamma mia ragazzi. Allora. Savvy? Merda, come cazzo faccio? Partita veramente collosa ragazzi, ma d'altronde non ho altre chance, cioè... Adesso non conosco tutte queste belle cosine qua. Ho finito la roba per muovermi, a parte questo, ma non mi serve. Cosa faccio? Look lively, ye. Vabbè, cerchiamo di togliergli tutti gli appigli. Mettiamogli un po' di pepe al culo. Ecco, questa è brutta. La pagherai cara! 3! Suzza! Ma com'è? Ci sei? Pioggia di fuoco! Qua ragazzi, non c'è niente da fare, difensiva. Sto laggando, mi sta bloccando. Swab the decks. È il bimbo minchio obeso. Savvy? Yo ho ho! Adesso è brutto. Perché sempre io? È la sorella cucuzzolo a rischio lui. Ci sei? Affermativo! Colpo da biliardo ci vuole adesso. Bravo. Bella. Cast Ma off! l'unica cosa che potevo fare. Ouch! Ah! Ma non serve a molto. Beh, insomma, si riporta in vantaggio. Lo so, però adesso il camperone rischia di morire. Quello è il discorso. Anzi, muore sicuro. Ahoy there! Savvy? C'è solo un errore tuo macroscopico mi può portare... Perché non c'ho la visuale ben coperta. C'ho la visuale un po' del cazzo. Vedo. Si gioca tutto in sto tiro, ragazzi. Gara 2 si gioca in sto tiro. Però non è tanto... Merda, non vedevo un cazzo da dove c'avevo il Me vermino. barnet! Yeah! Siamo ancora vivi. Però, ma aspetta, adesso devo... Cosa devo... adesso però non è che posso tanto difendermi perché dopo hai un'altra chance. Non so se ti conviene fare avere uno stile così passivo. Infatti adesso no, adesso no, adesso. Però non ho neanche molto per... nel senso, cosa faccio? Non è che ho delle robe da poter dire, ho solo il teletrasporto. Se capisci, questo è il discorso. Lei, anche lui lassù. Ti vuoi muovere? Vediamo se riesce l'unica idea che ho. Either way. Non ne ho molte di idee, Sto provando, Ahoy ragazzi. there! Aye aye, Captain. È difficile che toppi 2 volte. Beh, insomma, un cazzo. Vabbè, so però... qua forse ci si gioca tutto. Ma non casca, ma che due palle! Lasciatemi stare!
Guardalo! Schulz è Under the booty. attaccato alla vita proprio. Maremma boh. Secondo te, Piada, se sparo con il bazooka, becco qualcosa? No, secondo te da quella posizione? Da quale? È rischioso da lì. Però vedete se te la senti, insomma, non so, c'è caso. Pioggia di fuoco. Adesso se l'hai messo. No! Granata in arrivo. No, però mi girano no, però non è. No, però perdere così non mi va. Che non esiste. Non Mica posso. ancora detto che perdi. Either way. Sì, però dai. Scusa, cioè, non ha senso, cazzo. Tiro di merda. Ahoy there. Savvy? Questo va giù sicuro adesso. Cioè, hai un'occasione d'oro, non può prendere cose da di là. Ma perché? Ma guarda che debbia. Ma Mamma dai. mia. Cioè non si riesce a capire la traiettoria da così lontano. Facciamo fatica, boh, e poi sono una boa, si vede. Sono 4 colpi. Sì, siamo qui, che siamo un po' due navi. Io di più, chiaramente, lo dico tranquillamente. Cioè, che sono molto più nabo di te. Ma non è vero, assolutamente. Dove vai? Aiuto. Pericolosissimo, c'è ancora la dinamite. Sì, è l'ultima chance che ho. Ma se ti va a segno sto colpo adesso per tenere il segno sicuro, vinci la partita. La pago per tutte le cappelle che ho fatto fino adesso. Ti vuoi muovere? Va via, va via! Va via! Ma dai, ma perché? Ti hai fatto una strage. Perfetto. Lo so, ma guarda che Inizia da ne è, però tu Friday. è l'ultimo tiro. Merda, proprio siamo... Ah, Ragazzi in arrivo. serratissimi. incredibile, siamo pari, 28-32. Ahoy there. Che partita, ragazzi, che partita, però la vado a perdere. Savvy? Andiamo a fare una capatina. Qua. Andiamo a vedere cosa sto zero. Going for more grog. Costruttore di ponti. Che cazzo l'ha mai usato? Ecco. Bene, sono soddisfatto. Cosa faccio adesso? Ci sei? Affermativo. Ah, non lo so. Vedi tu. Vieni giù. Oh, Sì. amazing. No, là però! No! Ma perché? Dopo un po' va via il... Non ho capito. Questa proprio non ho capita, sinceramente. Ah, ma doveva fermarsi sul cosetto, vabbè. ma il vento, Una cioè... merda. Io ho capito, però che cazzo. Sono che vicino all'acqua. Ahoy there. Vieni via il medikit, che... Sì, vabbè, dai. Non Yo ho ho parole. ho. Going for more grog. Non ho parole, fiori. Non ho parole. Ah, Dio Cristo. And the musket. No! Ma dai, Non finisce qui. è una bat. Ma vaffanculo. Madonna, ma... Non ho parole. Non ho parole. Ci sei? Non so cosa fare. Cioè. Ma non hai un teletrasporto o qualcosa per muoverti da lì? Ma comunque... cosa cambia? Adesso comincia ad arrivare su The Net. Siamo arrivati al limite. Adesso devi salire là. Too many buccaneers. 30, niente da fare, vabbè. Pazienza, ho provato, ragazzi. Vabbè, potevi fare. Però, vedi, se non aveva il medikit, avevo vinto. Cioè, incredibile. Ed ecco il gol. Ahoy
Adesso però. Savvy? Questa, se la sbaglio, queste sono proprio... Sì. And ye will suck it. Perché sempre io? Socio però vinta a un punto vita. Sì. Samurai ambiziosi qua. We found the motherlode. A un punto vita. È stata sofferta anche questa. Merda. Però dai, è Sì, stata bella, certo. comunque. Piena avvincente. Sì, insomma. Zoccolo umana è stato il verme di questa partita. E tu, Geisha Zoccolina ha vinto il premio Scarafaggio e non Zoccolone. Sì. Commander Sun si è nascosto sotto le coperte. Bimbo minchia obeso ha piazzato il colpo migliore. La squadra Commander veneziana ci ha divertito. Cioè, questa partita l'avresti meritato te. Sulla carta. Infatti. La squadra Commander veneziana è stata più accurata, la squadra Commander veneziana è stata più tattica. Niente da fare. Direi che dai, anche per la seconda partita, la seconda parte del torneo è andata. I samurai col Vinterizoma hanno, Sì, però l'hanno spuntata per un 2-0 soffio. sono, L'hanno spuntata per un soffio e adesso vediamo il Commander veneziano, la sua ira come si scatenerà nel prossimo. La terza devo vincere per forza, non c'è storia. Come si scatenerà la sua ira, insomma. Adesso Ciro ci ha abbandonato, che è là che. Sì, Sabio ci ha abbandonato. Per cui... Ci sono. Ah, ci sei? Oh, giusto in tempo per i saluti. Prima ascoltavi le musichette e si sentiva. Minchia, perché non me l'hai detto? L'ho detto. Hai dato un po' di cultura giapponese, dai. Come ha detto, c'avevamo sottofondo, sotto musicale giapponese, dei video giapponesi che tra l'altro Ma piacciono tu, anche. tu ti stavi zitto perché tanto ti gustava, no? Il A giapponese, me sì, a me quindi- piacciono un botto, poi qualcuno te l'ho consigliato pure io. Quindi. Sì. Sì. Va bene, dai, è giunto il momento per i saluti. Saluti. Per la seconda partita. Sì, finita. ragazzi. In disgrazia per il Commander, ma anche se lo meritava, guarda, devo dire la verità. se No, lo sono molto meritava. incazzato, no, seriamente sono incazzato perché meritavo di vincere e Sì, perdere sì. così mi sono sui coglioni. Sì, guarda, concordo, questa era meritata dal Commendino, non ci sono dubbi. Però vabbè, dai, adesso ti rifarai nella terza partita. Beh, non devo, se no è finita. Va bene, dai, quindi per adesso è tutto. Ci vediamo nella prossima partita del torneo. E un gran salutone dal Piedinone Romagnolo. Dal comandone veneziano. E da Sab Ladro, Saburo 24. Che ci ascolti i video Ciao, giapponesi. ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, Ciao ragazzi. tutto.